Ore 13, buongiorno e ben ritrovati. Casa, abitare e risparmiare, il titolo che abbiamo scelto oggi, adesso vi spieghiamo anche perché. Vi ricordiamo subito di intervenire con le telefonate allo 0422 1626 798, cominciate a farlo, insomma se avete domande, ora vi spieghiamo un po' tutto sul fronte contratti, agevolazioni, fisco, eccetera. Allora, saluto subito e ringrazio, cominciamo dalle donne, giusto Graziano, Alessandra Gava, segretaria generale del SUNIA, sindacato inquilini la CGIL, buongiorno, ben trovata. Abdullahi Ndiaye, presidente della Consulta Immigrazione. Buongiorno. E Graziano Basso, responsabile fiscale della Servizi di Treviso SRL. Buongiorno. Il CAF, con il quale l'altro giorno abbiamo svelato questa cosa, abbiamo sentito il nostro consulente di fiducia che ha subito verificato, la commissione c'è sul fronte reddito di cittadinanza nel momento in cui si va a prelevare. Insomma, abbiamo visto che questa cosa ha avuto un grande effetto, molti si sono indignati vedendo i nostri servizi, ma d'altronde abbiamo raccontato questa cosa che non si sapeva. Allora 0422 1626 798, ve lo ricordo ancora. Alessandra, da cosa cominciamo? Quali novità? Intanto volevo ragionare un po' con voi sul fronte dei cambiamenti dell'abitare, dell'aspetto che vedo, no, stando in ufficio, parlando con le persone, ad esempio gli affitti stanno tornando molto in voga. Il problema è che molte persone chiedono case in affitto e ci sono poche persone che sono disposte a dare la casa in affitto. Quindi abbiamo, diciamo, un momento in cui la grande domanda non riesce a essere colmata. Non perché non ci siano appartamenti da affittare, infatti se si va in giro nelle città piccole e grandi si vedono molto spesso, no, case chiuse, ma spesso c'è scritto vendersi, quindi sicuramente c'è una domanda da fare, da chiedersi come mai i proprietari di immobile facciano così fatica a affittare le proprie abitazioni, nonostante ci siano ora, e sono state ribadite dal decreto ministeriale del 2017, delle agevolazioni fiscali anche importanti per quei proprietari che decidano di affittare i propri appartamenti con quelli che si definiscono i canoni concordati o affitti agevolati, e quindi anche questo è un nuovo dato. Sta cambiando un po' la cultura, tu dici molti hanno venduto magari perché in periodo di crisi avevano bisogno di un po' di liquidità, pur non convenendo ovviamente. Allora, intanto molte persone hanno perso la casa di proprietà perché magari l'hanno vista andare all'asta. Molte persone, magari spesso dalle parti del Coneglianese, di quelle zone lì, magari lavoravano entrambi in una fabbrica. Le fabbriche, soprattutto negli anni scorsi, spesso hanno chiuso o hanno ridotto il personale, e quindi quando si è in uno o addirittura in due a perdere il lavoro, tu capisci che persone che 10 anni fa, 15 anni fa, ma anche 5 anni fa avevano un reddito accettabile e quindi avevano potuto accedere ad un mutuo, nel giro di qualche mese, di un anno, hanno perso questa liquidità e nel giro di mesi hanno perso la casa, e quindi queste persone, che cosa succede? Diventano dei potenziali affittuari, perché naturalmente a volte le case vengono acquisite all'asta e viene fatto un contratto a queste persone che quindi diventano inquilini, ma molto più spesso le case vengono comprate da persone che poi le occupano, e quindi abbiamo queste persone che vengono spostate. Anche perché la casa è un costo? Anche questo sì. Cioè il rischio, la paura, no? Poi si dice che torni una tassa più pesante, la casa è sicuramente un costo e non beneficia più appunto di quelle come si vede, facilitazioni e agevolazioni che negli anni scorsi... O l'incremento di valore, no? Che aveva in passato. Bravissimo, anche. Quindi quando si diceva una volta non è più il bene rifugio, non preoccuparti, ti lascio la casa, no? Adesso diventa un problema, la mamma non può adesso dire attenzione, sì. Esatto, no? Ti lascio la casa, uno dice guarda mamma vai a fare una bella crociera e lasciami degli ottimi ricordi. Certo è comunque che non... Cioè, però non è neanche semplice banalizzare, nel senso che comunque avere un immobile di proprietà è sicuramente una situazione più favorevole che non avere un immobile di proprietà e ricercarlo sul mercato. Quindi l'inquilino ha ancora meno salvagenti per riuscire a far fronte al caro vita o alle necessità. Ndiaye, con te cosa raccontiamo? Allora, come diceva Ale prima, perché con tempi passati, come si dice, tempi dei vacchi grassi,
avevamo due opportunità. Uno, se non ci trovo l'affitto, abbiamo anche la banca che può farci il mutuo, però come adesso, con la crisi, adesso con il lavoro precario, è difficilissimo di trovare il mutuo. Dunque tutti si sono un po' appoggiati a cercare l'affitto. E adesso l'affitto... Poi tu dici a maggior ragione per gli stranieri, per gli immigrati questa... Sicuramente sì, lo dico per i lavoratori e i cittadini immigrati, perché prima, nel 90, avevamo questo problema di trovare qualcuno che ha fiducia in noi per affittarci la casa. Esatto. Però come quel periodo il lavoro era un lavoro stabile, avevamo l'opportunità di fare... Adesso resta magari una diffidenza e per di più l'incertezza sul fronte del lavoro. Sicuramente no? Quindi... sì, questo è il problema. Sul fronte del lavoro c'è la precarietà, non totale, ma c'è la precarietà che non ti dà l'opportunità di avere il mutuo, e c'è anche sempre questo un po' di paura di dare l'affitto a questi cittadini stranieri. Certo. Graziano, poi che cosa dobbiamo dire? Di opportunità, che secondo me è la cosa più interessante, le ricorderemo nel corso poi di questa puntata. Penso che loro convengano con me che per avere delle garanzie dei diritti e delle detrazioni relativi ai contratti di affitto, qualora si stipulino dei contratti di affitto per poter avere in locazione un immobile, la prima cosa è che il contratto sia regolare, che sia registrato, perché tutte le agevolazioni sono poste in essere solamente per il fatto di far emergere tutto quel mare di locazioni che non erano regolarizzate nel passato, per cui le semplici detrazioni che si danno agli inquilini è per stimolare anche l'inquilino a convincere il proprietario di regolarizzare la posizione del contratto e conseguentemente dare anche al proprietario che dà in affitto un'agevolazione fiscale, perché se... è sempre il solito discorso, se tutti dichiarano, tutti possono avere magari un loro pezzettino di detrazione o di agevolazione. Poi tutto il mondo sommerso crea solamente del caos, perché fa sì che il rapporto non sia più un regime dettato da un contratto, per cui non è più una cosa scritta, registrata, regolarmente registrata, per cui tu proprietario dei diritti, tu inquilino hai dei diritti. È una cosa personale, viene snaturata la cosa e da qui tutte le detrazioni e le agevolazioni non si possono più avere. Mi viene in mente quello di cui tanto si parla in questo periodo, però, no? Perché non sappiamo, cioè, dovessero introdurre poi la flat tax, posto che detrazioni, deduzioni, agevolazioni fiscali, ci saranno o non ci saranno, no? Perché poi diventa quello il dibattito, volevi dire Alessandra? Sì, che oltre alla questione fiscale, il contratto registrato è molto importante anche per la parte legale, perché nel momento in cui io ho un documento, difficoltà diciamo... nel rapporto tra inquilino e proprietario, no? In cui ci sia uno scontro, diciamo, dal punto di vista legale, è evidente che quel documento deve essere fatto bene, deve essere legale, deve essere registrato, e adesso fortunatamente il legislatore è intervenuto dicendo: guardate, volete le agevolazioni fiscali? Bene, allora i contratti devono essere fatti in questo modo. Un decreto ministeriale del 16 gennaio 2017 ha determinato quali siano i modelli contrattuali da utilizzare. Perché dico modelli? Perché abbiamo i contratti che noi definiamo 3+2, minimo, sono quelli più lunghi, diciamo, ok? E possono essere 4+2, 5+2, ok? Quindi la durata possiamo dire lunga. Poi abbiamo i contratti transitori che vanno da 30 giorni a 18 mesi. E che in qualche modo la transitorietà va in deroga alla lunghezza del contratto. In deroga perché? Perché devono esserci dei motivi chiari e legalmente determinati o per l'inquilino o per il proprietario, che determinano l'accorciarsi dei termini. Ad esempio, e se invece c'è un rinnovo, può essere rinnovato dopo 18 mesi? No, non può essere rinnovato, perché prima... Quindi per forza deve diventare qualcos'altro. Sì, perché prima cosa succedeva? C'erano moltissimi proprietari che facevano contratti transitori di un anno, ad esempio, di 6 mesi, e che poi continuavano a rinnovare, come se la transitorietà, cioè la lunghezza minore del contratto, potesse dare loro più facilità poi nel liberare l'immobile o nell'avere il pagamento dell'affitto
d'affitto, cosa che non è reale. Ah, no? Perché se io ho un inquilino che io ho un contratto per un anno regolare, l'inquilino dice gli do il transitorio che sto un po' più tranquillo, sì. Tempo è. Invece intanto no. mi devi dire perché. Quindi io se tu mi deve essere proponi per un motivi contratto, di lavoro, esatto, no? però Avere una io che sarò ad giustificazione, esempio sì. il tuo inquilino devo avere un contratto di lavoro transitorio. Se io ho un contratto di lavoro a tempo esatto, certo. indeterminato, già quella è un elemento che di fronte ad un giudice può portare il contratto alla lunghezza regolare. Va bene? Quindi anche qui attenzione, perché a volte i proprietari, anche in buona fede e magari facendosi dare dei consigli da persone non professionali, ok? Incadono in questi errori che poi vanno veramente contro di loro. Interessante. Ecco. Aspetta Alessandro, la pubblicità, ci fermiamo, poi altre curiosità. Allora, pochissimo, vi ricordo 0422 1626 798, ci rivediamo. Allora, pubblicità, intanto mi sono segnato un po' di appunti perché ho curiosità, sono sorte. Allora, 0422 1626 798, abbiamo capito adesso, poco fa, da Alessandra che, attenzione se pensate, anche a Treviso per esempio, no? Di sfruttare di più il contratto transitorio perché credete che la persona, pur lavorando a Treviso, magari si scopre che poi lavora stabilmente qui in città, quindi già non vale come formula quella scelta e via dicendo, e poi non è detto che sia a maggior tutela del proprietario. Allora, chi paga l'imposta di registrazione quando il proprietario o l'affittuario? O chi a metà. Non mi ricordo mai chi è il locatario, il locatore, quello non me lo chiedete perché... Il padrone, il locatore è il padrone. L'inquilino. Cioè, quindi quando vado a registrare il contratto dovrebbe essere diviso al 50%? Sì. Salvo che non venga applicata la cedolare secca, ecco. Per cui non è prevista la registrazione del contratto. Questa è una delle agevolazioni fiscali, per esempio, che è stata data tramite la presentazione della registrazione telematica del contratto di affitto. Il proprietario può decidere, o i proprietari possono decidere, in base alla loro condizione reddituale, di accedere o meno al regime della cedolare secca. Che cos'è la cedolare secca? E una se si flat applica... tax. Vedi che come suona bene. Perché è una tassa piatta, perché si applica quella percentuale predefinita, che può essere o del 10 o del 19% a seconda che sia in un comune ad alta tensione abitativa o meno, e praticamente viene colpito tutto il reddito. Cerco di esemplificare: se io ho un reddito di affitto all'interno della mia dichiarazione dei redditi, per cui sono il proprietario e do in affitto a Alessandra un immobile per 6.000 euro l'anno, se lo metto a dichiarazione normalmente, solitamente dovrei fare 6.000 euro meno il 15% di forfettario di spese, e quello mi fa reddito. Si somma il mio reddito di lavoro dipendente e mi paga l'imposta a scaglioni, per cui minimo parto da un 23% se ho l'aliquota molto bassa. Se invece faccio cedolare secca, su quei 6.000 pago solo il 19%. 19 se non è alta tensione abitativa, o il 10% tipo Treviso che ha alta tensione abitativa. Però entra tutto il reddito. Sì. È considerato, c'è un elenco particolare che viene pubblicato dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio, e rientra Treviso e anche qualche comune della provincia di Treviso. E in questo caso si applica la tassa piatta del 10 o del 19%, per cui non va a concorrere con gli altri redditi. E si applica, perché non c'entra nulla, no? A qualsiasi tipo di contratto io faccia, se è transitorio, se no. Allora, bisogna stare attenti, perché effettivamente si può applicare la cedolare secca anche al transitorio, però bisogna stare attenti a che ci siano rispettati tutti i requisiti e stare molto attenti agli articoli con cui è stato redatto il contratto di affitto, a cui fa riferimento il contratto di affitto, perché bisogna vedere se è un contratto concordato, che è quello di cui parlava prima Alessandra, che è un 3+2, famoso, che deve essere poi redatto secondo quelli che sono gli accordi territoriali. Bisogna verificare se si applica la cedolare secca anche quando c'è la scadenza intermedia, tipo dopo i primi 3 anni bisogna ricordarsi che bisogna presentare il modello RLI nuovamente per fare la proroga degli altri 2 anni, altrimenti si rischia di perdere la cedolare secca, perché bisogna riconfermare che si è in cedolare secca. Poi, se si vuole avere un po' un'immagine di come può essere il regime della cedolare secca,
il mio maestro fiscale mi ha insegnato la cedolare secca pensando a un treno che si ferma alle varie stazioni, dove le stazioni sono gli anni di imposta. In base alla tua convenienza economica puoi adire alla cedolare secca oppure rifiutare la cedolare secca quando c'è il rinnovo annuale del contratto, supponiamo. Oh, mamma mia. Cioè, okay, il primo di settembre stipula un contratto, giusto? Sì. E il primo di settembre dell'anno dopo posso decidere se l'ho stipulato cedolare secca. Mi accorgo che non mi è conveniente perché ho effettuato delle spese di ristrutturazione e perdo le spese di ristrutturazione perché non sommo il contratto di affitto al mio reddito, perché sono incapiente, per esempio. Parliamo spesso degli incapienti, che sono le persone che non pagano le imposte, per cui non possono usufruire delle detrazioni. In questo caso ho una perdita, per cui mi sono reso conto del danno che mi sono autoaccusato, posso presentare il modello RLI e dichiaro di non volere più la cedolare secca. E questa mia scelta può andare bene fino al compimento del terzo anno, quando c'è l'anno della proroga, perché abbiamo detto che è un 3+2. Cioè non è che lo posso scegliere ogni anno? Lo posso scegliere ogni anno, sì o no. Posso scegliere anche alternativamente, però l'importante è che il momento in cui scatta la proroga, ovvero cioè, quando scusa, perché se io ho cedolare secca, ho fatto le ristrutturazioni che quindi possono avere un'agevolazione del 50% nei 10 anni, cosa vuol dire? In detrazione solo se ho delle ritenute di lavoro dipendente, ma se ho il pensionato con la minima che non ha ritenute, le perde, per cui gli converrebbe sommare e recuperarsi la quota parte e avere le altre agevolazioni. No, noi facciamo perché se no pagherebbe l'imposta cedolare secca sull'affitto, quando potrebbe benissimo esserne esente. Ah, certo. Sono cose, giochi che noi fiscalisti facciamo quando redigiamo la dichiarazione dei redditi, giochi tra virgolette, sono le clausole di convenienza per il contribuente e sono queste le forme di risparmio fiscale che si possono attuare all'interno della dichiarazione dei redditi. Ecco, come vedete, trattare dal punto di vista professionale, individuale, capace, queste situazioni è determinante. Quindi invito le persone a non fermarsi al sentito dire o alla convenienza dell'amico, no? A volte mi dicono no, ma il mio vicino attenzione, cioè noi alla CGIL abbiamo un CAF che è molto capace, quindi riusciamo la persona deve essere un vestito di sartoria cucito sulla persona, sia dal punto di vista legale, quindi che tipo di contratto voglio, e poi dal punto di vista fiscale per il proprietario naturalmente. E da qui traspare che Alessandro ha lavorato al CAF inizialmente. E che ha capito bene la cedolare secca. Allora, Abdullahi, non so, Alessandra, chi mi vuole rispondere? È vero, può capitare ogni tanto che una banca, nel momento in cui vado ad accendere un mutuo, veda che io percepisco un affitto e mi dica che però non vale, perché può esserci come può non esserci, la persona può pagarmi come non può pagarmi, soprattutto in questo periodo. Può essere? Può essere, perché non è un reddito fisso stabilito, ecco, non è una cosa che io porto a casa sicuramente, no? È una cosa che io ogni mese immagazzino, se va bene, se il mio inquilino mi paga questo affitto, però potrebbe anche smettere di pagarlo. Potrebbe decidere di rescindere il contratto improvvisamente. Quindi non mi aiuta, diciamo, nel momento in cui... Non dà la stabilità praticamente, il senso di stabilità che la banca richiede all'atto dell'istruttoria del mutuo, perché possono essere mutate le condizioni tra le controparti e conseguentemente come qualsiasi contratto può essere rescisso. Ecco, quindi anche questo ti dà l'idea di quanto aleatorio e poco sicura venga interpretato l'affitto, no? Quindi dovremmo anche su questo fare un ragionamento. È più mobile, no? In teoria è più... sì. È chiaro. Abdullahi, volevo aggiungere qualcosa soprattutto sul fronte della legalità, no? Sì, molto importante, perché volevo attirare l'attenzione a chi è un po' in difficoltà a trovare la casa. Quando ti mettono davanti un contratto di affitto, di sapere cos'è, di vedere se è regolare e di appoggiarsi. Io inviterei la gente di appoggiarsi alle strutture della CGIL come la SUNIA per verificare bene i contratti, perché qualche volta la voglia di trovarsi la casa può sbagliarti di firmare un contratto che non è regolare. E se c'è un contratto, no? Perché capita anche... Vero. E se c'è un contratto, ma anche se quel contratto è regolare.
perché la regolarità aiuta molto. E come faccio a capire questa cosa qui? A quel punto io quello che invito questi cittadini stranieri, che anche cittadini italiani, ecco, anche cittadini italiani, tutti i cittadini, di quando non riescono a conoscere bene quel contratto, appoggiarsi alle strutture della CGIL come la SUNIA, che possono debellare tutti quelli che non va bene sul contratto, e spiegarti bene il contratto che tu devi firmare. Allora, adesso ci fermiamo per un'altra breve pausa, poi non so se vi viene in mente un caso, no? Dico, siccome prendo spunto dall'irregolarità di un contratto, cioè quelle cose che avete scoperto, trovato, non ci deve essere un contratto, c'è una lista lunga? Cioè, adesso che penso, che non ci deve essere nel contratto. Ore un tentativo di furbizia che qualcuno avete trovato, siete riusciti a disinnescare, insomma pensateci, dai. Poi vi ricordo 0422 1626 798, ci rivediamo tra un minuto. – 13:35 quasi, 0422 1626 798, ve lo ricordo ancora per chiamarci in diretta, abbiamo tante cose ancora da dire. Ricominciamo dalle detrazioni, dalle agevolazioni, tutto quello che dobbiamo far sapere che c'è, Graziano. Allora, innanzitutto l'anomalia a favore del contribuente è che tutte le detrazioni relative all'affitto, escluse quelle degli studenti universitari, per cui tutti quelli che hanno l'abitazione principale, è che seppur incapiente ho diritto comunque a questo credito d'imposta, per cui se mi spetta una detrazione che va dai 300, 150 oppure i 4,95 o i 2,47 o quel che è, praticamente seppur non ho pagato imposte mi vengono riconosciute comunque dall'Agenzia delle Entrate, in quanto si attua un meccanismo del credito d'imposta, perché non è proprio una detrazione di per sé, ma è il riconoscimento di una quota spettante a forfait sulla base dei giorni di durata del contratto, per cui tradotto non è come la spesa medica che inserisco 100 euro e mi danno il 19%, c'è una cifra precedentemente stabilita alla quale posso adire sulla base della durata per quell'anno del contratto mio di affitto, e quella, pur conseguendo un'imposta a zero, mi viene riconosciuta lo stesso, cosa diversa che una detrazione che se ho imposta a zero non mi viene riconosciuta, perdo Questo la spesa. Questo è l'incapiente che comunque è proprietario? Certo. No, questo è l'incapiente che prende in affitto, per cui l'inquilino. Per cui abbiamo detrazioni semplicemente per chi prende l'immobile in affitto come abitazione principale, per cui sarà sufficiente avere innanzitutto contratto registrato, non per questo l'abbiamo detto all'inizio, contratto registrato, e deve essere portato perché per espletare il visto di conformità siamo obbligati a scansionare e a conservare la copia del contratto con la relativa registrazione, e poi ci vuole o il certificato di residenza se uno ce l'ha, oppure fa l'autocertificazione che quell'abitazione è per uso abitativo. E di conseguenza in questo caso con un semplice contratto, anche il 4+4 normalissimo, per cui non contratti convenzionali e senza guardare l'alta tensione abitativa, abbiamo una detrazione che può essere di 300 euro o 150 euro. 300 euro se ho fino a 15.500 euro circa, e successivamente fino ai quasi 31.000 euro invece avrò i 150 euro, per cui si guarda lo scaglione di reddito per questo tipo di detrazione. Se invece poi parliamo del canone convenzionale, che è quello di cui parlava Alessandra e per il quale anche si ha la doppia agevolazione qualora ci sia l'alta tensione abitativa e se si applica la cedolare secca per il proprietario, ci sono una serie di agevolazioni che è il canone concordato sull'IMU del 25%, che non è poco, perché... ma questo per tutti i comuni? Sì. E non si guarda se si ha alta tensione abitativa o meno, dà una serie di agevolazioni. Praticamente la detrazione è più alta perché sono 495 euro per sempre le persone che stanno al di sotto di 15.500 euro e 247 euro per le persone che stanno entro quasi i 31.000 euro. Questa cosa appunto deve essere il contratto, e lì si va a leggere invece specificatamente l'articolo e i commi con i quali sono stati redatti i contratti, e in base al fatto che diceva Alessandra prima, se è stato siglato o meno l'accordo territoriale, deve essere richiamato nell'atto stesso
e questo contratto, per poter avere diritto alle detrazioni, deve essere asseverato dal SUNIA, dai piccoli proprietari e quant'altro. Sì, perché praticamente il contratto concordato dà la doppia garanzia, e fatto sì che dà la doppia garanzia al contribuente che è inquilino, al contribuente che è il proprietario, che sono stati stabiliti e sono stati rispettati tutti i dettagli, i criteri. Certo. Allora, e posso dire che sentiamo poi la telefonata, in provincia di Treviso siamo stati molto bravi, perché a parte il comune di Valdobbiadene, per cui sigleremo gli accordi la settimana prossima, quindi uno scoop, abbiamo coperto tutto il territorio. Quindi diamo la possibilità ai proprietari e agli inquilini di accedere alle detrazioni. Vediamo chi c'è al telefono. 0422 1626 798. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno signora, prego. Senta, io è parecchio tempo che ascolto la vostra, cioè che guardo la vostra trasmissione delle 13, la trovo anche interessante, ma quei signori che voi portate là chiacchierano a vanvera per il semplice fatto che ho visto oggi avete abitare e risparmiare. Io vorrei chiedere a lei che se vado io in ufficio mi guardano e mi dicono un sacco di cavolate, a me viene nervoso. Dunque, io vorrei sapere il perché che ogni volta noi contribuenti, io ho la casa mia e quando mi arrivano le bollette, anche questo mese, mi arrivano le bollette con le tasse superiori al consumo, sia di gas che abbiamo l'Ecotrade, che posso dirlo, non mi interessa un fico secco, e più con l'ENEL. Ma ascolta, e risparmiare qual è? Ma signora, lei ha ragione. Noi qui parliamo di fisco, cioè, però quante volte abbiamo discusso anche con le società che forniscono servizi che ha citato, di quanto è il costo non del consumo effettivo ma del trasporto, che è un problema enorme. Ma mi sia però, signora... una cosa, mi permetta che lo dico, siccome che c'è anche il trasporto da voce dentro sulla bolletta, pochissimo. Non penso che lo trasportino con il secchio, con i camion, anche il gas. Ecco, ma non è possibile, ho una bolletta, è la seconda bolletta che mi arriva di 288 euro, 93 di prodotto consumato, e andare a 288, immagini lei rapidamente quante tasse noi paghiamo, e parliamo di abitare e risparmiare. No, ma signora, guardi, questo è, lei apre un mondo, però non è quello di cui stiamo discutendo, no, con questo titolo Abitare e risparmiare, perché è vero che c'è quello, però qui stiamo dicendo c'è un contratto di locazione, come si può risparmiare, come si deve agire, che cosa si deve fare. Il sistema dei servizi, delle bollette, acqua, luce, gas, eccetera, eccetera, non è quello di cui stiamo discutendo. Forse adesso Graziano Basso può ricordare per esempio una delle agevolazioni, vado a memoria adesso, che c'è sul fronte dell'energia proprio, che citava. Però non è quello, signora, ma guardi quanto ci ha detto, lo sposiamo in toto perché è un problema. E si immagini, ne racconto un'altra che capita spesso, e arrivano segnalazioni costanti da Trieste in particolar modo, a Padova, eccetera, eccetera, di come arrivino le bollette per chi non ha la cosiddetta domiciliazione, quindi va direttamente in conto corrente, quindi paga in automatico la banca, di come le bollette a volte arrivino in ritardo, cioè che è una cosa secondo me folle. Cioè mi arriva la bolletta, però scadeva 3 giorni prima, quindi già dovrò comunque andare a pagarla tardi, quindi mi becco la mora per colpa non mia. Comunque, volevi dire, Alessandro, scusami? È che questo apre anche un capitolo importante per quanto riguarda le spese, ad esempio, condominiali, perché alcuni di questi servizi che citava giustamente la signora, ad esempio, non so, il riscaldamento, in alcuni condomini è un riscaldamento unico e quindi le persone spendono molto per riscaldare la casa, naturalmente il centralizzato, esatto. E qui si apre un capitolo, anche qui molto importante. Perché... anche quello è cambiato con i costumi, no? Con la cultura che è cambiata, andava bene il centralizzato, poi si torna verso l'autonomo, ora si... Ma perché l'Europa adesso dice che dobbiamo tornare al centralizzato fatto in un certo modo, no? Quindi è chiaro che tanti piccoli riscaldamenti autonomi, magari vecchi, la vetustà è velocissima, no? Quindi continuiamo a cambiare le norme, bisogna mettersi appunto al passo. Ci hanno fatto mettere quelle valvole lì, dai, su tutti i termo, che finirei fantozianamente, ma non lo posso fare, no? Però, in Europa
tornano al centralizzato però. Anche perché perlomeno, adesso per carità, ma con le valvole si riesce ad avere un conteggio perlomeno un po' più corretto, perché altrimenti, insomma... Sono stati fatti dei conti termici, cioè su alcuni condomini hanno fatto conti termici. Graziano, volevi ricordare che c'è un'agevolazione? Sì, c'è un'agevolazione appunto con la compagnia che citava la signora. Per quanto riguarda il risparmio invece proprio sulle bollette effettivo, è vero che non si pagano le imposte sulle bollette, purtroppo non si è mai cavato un ragno dal buco da questo versante, però CGIL in particolare con gli accordi che porta sempre avanti negli ultimi anni, sempre più allargato poi, aiuta i contribuenti, aiuta gli utenti per le bollette, perché possa essere acqua, luce e gas, oltre che avere gli incentivi, quelli statali stabiliti, che possono il bonus elettrico, il bonus gas, il bonus idrico, che si possono ottenere tramite l'applicazione dell'ISE, li aiuta anche con degli accordi territoriali extra a quello che è il concordato nazionale. Per esempio citava la signora Ascotred, con Ascotred si è fatta una convenzione per la quale in base all'ISE stabilito si possono ottenere degli ulteriori sconti sul consumato, ma si parla del consumato. I costi fissi di gestione dell'impianto purtroppo sono costi fissi che in migliaia di modi hanno cercato di abbassare ma non si riescono ad aiutare. L'unica cosa, si può agire tramite il versante reddituale e patrimoniale, tramite l'ISE, e vedere se si può adire a questo tipo di risparmio, e di qua parliamo veramente di risparmio, perché abbiamo anche atto che può essere tipo l'anno scorso c'è stata l'agevolazione, oltre al bonus idrico c'è stato anche il rimborso sulla bolletta idrica dagli enti che hanno sottoscritto la convenzione, abbiamo anche il rimborso sulle tasse delle immondizie, per esempio con Savno avevamo ridotto le imposte sull'asporto rifiuti. CGIL sicuramente si sta muovendo in questo versante, purtroppo invece se guardiamo i costi fissi siamo inchiodati, perché se là nazionalmente c'è una normativa, una fonte di norma. Però nessuno dice superiore, di noi che è una cosa che va bene, cioè sulla quale è un po' come le commissioni sulla reddito di cittadinanza, che sono un'aberrazione. Anche abbiamo scoperto l'altro giorno. Allora, telefonate ancora perché poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, prego. Sono Giancarlo da Silea. Giancarlo. Sì, io vorrei andare avanti col discorso che ha fatto quel signore che si trova alla sinistra della signora Alessandra, ecco, che ha detto: quando si ha bisogno della casa stiamo attenti a firmare contratti così colà, perché sono contratti truffa. Quello che diceva Abdoulaye Ndiaye, sì, prego. No, io voglio aggiungere che alcuni anni fa avevo estremo bisogno di un'abitazione e ho letto su un'inserzione di un giornale che c'è un'agenzia che ti aiutava a trovare casa, e io questa agenzia si trovava tra Piazza San Parisio e Piazza San Francesco. Sono andato lì, una signora molto educata così, mi ha detto: sì, se la troviamo noi la casa devi pagare 150 euro, e io tutto contento perché avevo estremo bisogno, con gli occhi chiusi gli ho dato 150 euro. Sono passati 15 giorni, sono andato lì e ho detto non c'è nessuna notizia. Dopo un mese sono passato di lì, l'azienda truffatrice era sparita, e così ci ho rimesso 150 euro. Voglio dire, a quelli che si trovano in estremo bisogno della casa, state attenti a queste aziende truffatrici. Guardi, Giancarlo dice una cosa interessantissima, non conosco, adesso non ha fatto il nome, non sono presenti, non possono difendersi, ma mi sembra di capire che insomma, siano spariti, insomma, quello che ci dice. Quindi è vero che bisogna rivolgersi, io non so se lei, non era un'agenzia immobiliare? No, era un'agenzia privata. Posso dare uno suggerimento? Sempre farsi rilasciare un documento scritto, che si è pagato qualcosa. Esatto, cioè qual è il contratto che io ho in atto? Questa persona mi cerca la casa per quanto tempo? Che cosa pago io? E se questa persona non mi trova una casa, posso avere i soldi restituiti? Cioè Giancarlo aveva firmato qualcosa, le avevano lasciato una carta, no? Sì. Giancarlo? Scusi, volevo dire... No, ma lei aveva firmato qualcosa, le avevano lasciato una carta? Io ho firmato una carta, sì, ma a occhi chiusi, capito, non ho guardato le clausole e tutte le robe lì. È vero. No, ma è quando si ha bisogno, capito? Quando si ha bisogno, non si sta lì a leggere, capito? Perché è un bisogno talmente urgente che adesso voglio dire, non voglio essere funesto,
quando che uno si è accorto di aver avuto male, si aggrappa a tutti i santi e a tutte le cose, e così è la casa. Quando che uno è proprio agli estremi, si aggrappa a tutto, capito? È così. Esattamente. A quelli che hanno bisogno, state attenti a queste leggi truffa, ecco. Beh, grazie Giancarlo. Giancarlo, ottima testimonianza. Grazie, buona giornata. Dopo la pubblicità, un minuto. A tra poco. (13:51), torniamo in diretta, andiamo veloci, se avete domande mi raccomando approfittatene, parliamo di casa, abitare, risparmiare i contratti eccetera eccetera. 0422 1626 798. Abdulai, quello che dicevi tu, no? Ce l'ha detto Giancarlo, gli è capitato proprio nella fretta, nella ricerca, nell'esigenza, nel bisogno, no? E si è trovato... Sì, perché la casa, come la truffa. casa è indispensabile, è molto importante per la persona, per la sua stabilità. Dunque qualcuno che gli manca questo si butta qualche volta con gli occhi chiusi su delle cose che dopo si rimette, e perciò bisogna guardare chiaro, andare sulle persone specializzate a questi contratti, purché quello che firmi, perché quando hai firmato è finito. Dunque prima di firmare di sapere cosa firmare. Però io volevo anche aggiungere, perché abbiamo parlato di questo, perché quando si parla dei proprietari bisogna parlare anche degli inquilini. Dunque anche lì i cittadini firmano un contratto regolare, bisogna anche rispettare quello che hai firmato. Certo, perché qualcuno non è che perché è ricco che ti ha affittato una casa, perché quello che paga potrebbe essere che anche lui si tappa un buco. Dunque, quando si firma un contratto bisogna rispettarlo, questo sicuramente. Certo, perché magari lui ha aperto un investimento, lo copre, comunque diciamo, ha delle spese, insomma, chiaramente questo certo è importante. Allora, oggi l'Istat vede l'Italia al più 0,3 nel 2019, ma la disoccupazione in aumento, sapete che insomma, hanno valutato un maggior costo di 5 miliardi, invece Confindustria, l'aumento dello spread, insomma sono cose, dati anche oggi. Abbiamo detto delle spese condominiali poi? Sì, abbiamo detto... Quella del centralizzato che dicevi sì, prima? l'abbiamo detto. Io poi volevo collegarmi un attimo a quello che diceva Lai, e appunto quello che si diceva dei proprietari, no? Perché da una parte appunto abbiamo l'inquilino che deve naturalmente rispettare la normativa, la legge, quindi essere anche chiaro, perché se a un certo punto il mio reddito diminuisce è inutile aspettare. È bene chiarire col proprietario che ad esempio si arriverà a pagare l'affitto per un mese, per 2 mesi, ma non stazionare, perché purtroppo la media per la liberazione di un immobile per morosità, quindi per colpa dell'inquilino, in provincia di Treviso è attorno ai 15 mesi. In questi 15 mesi i proprietari, che nella gran parte dei casi sono dei piccoli proprietari, cioè sono dei soggetti che oltre alla loro casa di proprietà ne hanno un'altra, spesso sono da noi almeno dei pensionati che magari hanno messo quei 2 soldi che hanno avuti di TFR, li hanno investiti in un appartamento. Questo reddito da affitto che hanno serve anche a loro per far fronte a un vivere, non dico per arrivare alla fine del mese, ma insomma per affrontare il mese in maniera più diciamo tranquilla. Quando viene a mancare questo reddito, non solo naturalmente non hanno più il denaro per affrontare magari spese a cui loro avevano fatto fronte o pensavano di far fronte, ma addirittura si vedono tassati, no? Perché questo reddito che non viene percepito viene comunque poi, quando il cittadino va a fare la denuncia dei redditi, portano il contratto e da proprietario dicono: tu all'anno prendi 6.000 euro di affitto, va bene? Viene tassato. E inoltre le spese condominiali, perché se un inquilino naturalmente ha problemi a pagare l'affitto, ha problemi a pagare le spese di condominio, queste naturalmente vengono richieste al proprietario, perché il proprietario è garante ultimo del pagamento delle spese. Cioè se il mio inquilino non paga le spese condominiali poi ricadono su di me. Certo. Sì. E poi adesso rispetto a prima, no, l'amministratore di condominio... Sì. Adesso l'amministratore di condominio, qualora un condomino non ritardi per più di 6 mesi, ecco, il pagamento delle attenzione spese, perché questo è importante, è cambiato negli ultimi tempi. Lui è tenuto
a mandare avanti la procedura legale, quindi senza passare dall'assemblea, perché altrimenti potrebbe essere tacciato di un comportamento scorretto, mentre prima era il contrario. L'amministratore diceva: guardate, in condominio c'è Alessandra Gava che non paga le spese di condominio. Cosa vogliamo fare? Mandiamo avanti questa cosa dal punto di vista legale? Chiediamo un decreto ingiuntivo? Ora lo fa lui, no? Poi... Ora no, lo deve fare. Dopo 6 mesi, attenzione. Dai 6 mesi in poi, sì. Allora, telefonata ancora, pronto? Buongiorno. Buongiorno, senta, mi chiamo Piovia Zampirina. Prego. Telefono da Paderno di Ponzano. E è morto mio marito a marzo dell'anno scorso. E mi dice da marzo dell'anno scorso che non ricevo più, come si dice, l'estratto conto della banca. La banca comanda veda. E io ho detto che io rispedisce ogni 3 mesi gli estratti conto. L'ho mandato anche in posta perché non posso andare perché non cammino tanto. Signora, ma... E in posta dice sempre che si interesserà e mi ancora non ricevo anche sto mese. Aprile dovevo ricevere, non ho ricevuto niente. Senta, Ci devo rivolgere. Pierina mi sente? Allora... voi sì. eravate contestatari del conto corrente? Sì. Quindi sia lei che suo marito? Sì. Ma... adesso sono in miseria perché lui è morto e tutto quello che era che si andava ai perché fiori, ricordo, ne abbiamo parlato più volte qua il mercoledì, anche di casi di questo tipo. Sì, esatto, quando c'è la successione può essere che per un periodo rimanga nella non disponibilità magari il conto corrente, pur essendo contestato. Sì, perché bisogna presentare la dichiarazione di successione eventualmente come obbligo, però diciamo smobilizzarlo. A lei interessa l'estratto conto, diciamo, i soldini li può spendere, no? Il conto corrente? Sì. Sapere quanto ho in conto corrente e sapere quanto mi entra di pensione e di... Allora, è fondamentale questa cosa qui, signora, deve saperlo, no? Quindi vediamo un po'. Intanto per poter, quello che mi viene così, allora, intanto per sapere cosa le entra e le spese che fa, presumo che lei utilizzi il bancomat, giusto? No, non utilizzo bancomat, però a luce, al telefono va tutto in banca, ok, allora bisogna, signora, che lei vada, che si faccia accompagnare presso la sua banca, la sua filiale, chiarisca una volta per tutte quella che è la sua posizione, perché è vero che le banche per la spending review mandano molto cioè non mandano a casa l'estratto conto. È anche vero che se per caso gli hanno fatto firmare degli aggiornamenti del conto corrente, può essere che sia previsto che il conto corrente cartaceo le arrivi solo una volta l'anno a fine dell'anno, perché ho cambiato anch'io, ma hanno cambiato anche a me il contratto e hanno detto che la forma cartacea per farmi risparmiare la mandano a fine anno. Quei contratti magari online, no? Quindi diventa un conto corrente tutto online, per paradosso, anche se, signora, lei si reca nella filiale, e quindi magari via tutto tramite un'email, non so magari se le hanno fatto firmare una cosa di questo tipo, però di sicuro, signora, si deve far accompagnare nella filiale della sua banca e discutere con loro di questo. Poi, e a quel punto le stampano anche le... guarda, amico, manda mia figlia in banca perché è cliente in carriera di questa banca e lei ha fatto questo ragionamento qua che non mi arriva più, e il conto corrente lo so che io mando ogni anno, ma sono obbligati per legge una volta l'anno, a fine anno con la chiusura sono obbligati una volta all'anno, almeno lo devono fare. Diceva, signora, cosa hanno risposto sua figlia? Io ho detto che il conto che io voglio ogni 3 mesi aveva detto. E gli ha detto che Euri spedisce sempre il conto corrente, che dipende da posta. A posta non sono da me parlare col direttore, ma parlare con i postini che viene qua. Ma signora, mi viene normale da dirle, ma avete verificato in primis l'indirizzo che è stato dato giù in banca a sto punto? Perché so che alle volte anche non mettere l'interno. Il postino, se non è quello abituale, che non la conosce, magari viene portato da un'altra parte, senza incolpevolizzare nessuno. Però è ovvio, in primis guarderei l'indirizzo che è stato depositato in banca,
perché potrebbe essere stato trascritto sbagliato e col sistema automatizzato delle poste magari non le arriva. Signora Pierina, devo chiudere. Faccio un'ulteriore verifica con suo figlio alla banca. Grazie, buona giornata. Graziano, l'ultima cosa che possiamo dire? L'ultima cosa che possiamo dire, ricordo che comunque i contratti di affitti per gli studenti, per esempio, sono detraibili anche quelli. Se ho dei figli che sono studenti universitari, possono essere portati in detrazione una cifra massima di 2.633 euro. L'importante è che il figlio deve rilasciare un'attestazione, un atto sostitutivo di atto notorio, il figlio, oppure presentare l'iscrizione all'università, e non è riconosciuta la detrazione del 19% su questa cifra solo nel caso in cui siano master oppure siano corsi post universitari, e anche lì sono dei soldini che tornano indietro, valgono anche se sono Quindi non conviene stare in un affitto in nero? Mai, no. Perché non si ha nessun tipo di tutela. No, perché è una delle cose che abbiamo discusso tante volte nel mondo studentesco, no? Sì. Dove forse qualcosa negli ultimi anni è cambiato, soprattutto con la cellulare secca. Queste detrazioni che poi vale anche per gli studenti all'estero, universitari all'estero, basta che siano nei paesi della Comunità Economica Europea. Per cui se io vado in Germania a studiare, vado in qualsiasi altra parte, in Spagna per esempio, a studiare, sono studente universitario, mi viene riconosciuto, anche se i contratti non hanno la stessa forma di cui parlava prima Alessandra, però c'è la riconducibilità e tutta la documentazione del contratto, dei pagamenti, deve essere intestata agli studenti o al genitore che ha sottoscritto il contratto. E tutto deve essere tradotto in lingua italiana. Chiaro, grazie a tutti, grazie davvero a chi ci ha seguito da casa, buona giornata, ricordatevi i telegiornali a partire dalle 18:30, poi questa sera 20:10 la prima serata dedicata allo sport con cui Studio Voi Stadio. Grazie.